La provincia impugna la delibera regionale che taglia i trasferimenti all'azienda di promozione turistica. Lettera urgente di Francesca Zaccariotto a Luca Zaia. Domani vertice a Venezia, allarme dell'APT, colpo pesantissimo alle porte della stagione. Questi dunque i titoli dell'edizione veneziana dei nostri notiziari. Buonasera e ben trovati. Dunque in primo piano il turismo, perché la regione taglia i trasferimenti di risorse all'azienda di promozione turistica di Venezia ed è durissima la reazione di K-Corner. Impugniamo la delibera, dice Francesca Zaccariotto. L'allarme dell'APT è per la stagione che si apre un colpo pesantissimo. Ci vediamo ridotto il bilancio e con questi soldi noi possiamo andare avanti un altro mese e poi le spiagge più importanti d'Italia resteranno senza informazione e accoglienza turistica. Taglio del 55% dei trasferimenti alla provincia. La mannaia è arrivata pochi giorni fa, senza preavviso, senza possibilità di ripensare alle strategie. Un fulmine nel momento peggiore, con la stagione estiva alle porte. L'azienda di promozione turistica veneziana scende sul piede di guerra contro la regione e lo fa con accanto un alleato forte, la provincia di Venezia. Lettera urgente spedita da K-Corner a Palazzo Balbi. Sfida aperta tra Francesca Zaccariotto e Luca Zaia. La numero 1 della provincia non usa mezzi termini. La delibera della giunta regionale sui trasferimenti all'APT è illegittima e abbiamo deciso di impugnarla. E dopo la lettera, vertice domani a Venezia per discutere del problema. L'anno scorso Italia avevano già ridotto la quota del 22%. In 3 anni il trasferimento regionale è passato da 4 milioni a 1 milione di euro, meno 60%. Uno snellimento che secondo l'APT ha poco a che fare con il risparmio. Vengono a mancare i soldi per far funzionare tutti gli uffici di informazione e accoglienza turistica, per raccogliere e elaborare i dati statistici, per fare gli educational che poi servono per promozionare la provincia di Venezia nel mondo. Senza contare gli stipendi che da luglio non saranno più garantiti. La nostra azienda ha 78 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e quindi sapere a metà anno che non ci saranno i soldi crea della preoccupazione. La delibera, avverte Francesca Zaccariotto nella lettera urgente, viola l'articolo 21 della legge regionale che prevede risorse necessarie per lo svolgimento delle attività delegate alla provincia in materia turistica. Il vertice di domani a Palazzo Balbi si preannuncia bollente. Il guanto di sfida è stato lanciato senza mezzi termini. In ballo il comparto chiave del territorio. Non pensavamo che una provincia che ha 35 milioni di presenze turistiche possa dover affrontare un problema simile.